Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Senza frontiere le mafie europee abili a servirsi della rete anche per trafficare criptovalute. A Messina la Presidente del Parlamento europeo Metsola conferma la lotta alla criminalità organizzata priorità assoluta. Palermo, una villetta contesa, forse all'origine dell'omicidio del magazziniere Stefano Gaglio. A ucciderlo il cognato, ma per il difensore il delitto non ha movente. Allarme degli investigatori, in crescita la vendita clandestina di armi da fuoco nella rete. Al nostro TG la testimonianza della madre del giovane accoltellato a Carini, dove un diverbio tra vicini di casa per la musica troppo alta si è trasformata in un incubo. 10 persone denunciate per rissa aggravata. Catania, si è dimesso da direttore sanitario dell'ASP Giuseppe Reina, già sospeso per un anno perché è indagato per violenza sessuale. La procura chiede ancora che sia arrestato dopo il no del giudice delle indagini preliminari. Voto di scambio politico-mafioso, udienza preliminare stamane a Catania per i 26 indagati nell'operazione Mercurio, tra i quali il deputato regionale Giuseppe Castiglione, per tutti chiesto il rinvio a giudizio. Sciopero nazionale dei dipendenti precari della giustizia finanziati con i fondi del PNRR. Tra alcuni mesi il loro contratto a termine scadrà e non potrà essere rinnovato. A Catania sit-in davanti alla prefettura. Ad Agrigento successo per il concerto Colonne Sinfoniche che ha unito orchestra, coro e pubblico in uno spettacolo coinvolgente. Calcio, il Palermo al lavoro per la partita di venerdì sera al Barbera contro il Bari. Il Catania guarda al Sorrento per il riscatto dopo la batosta di Cosenza. Sabato i rossazzurri ospitano i campani. Bentrovati, il nuovo volto della criminalità europea tra criptovalute e tecnologia. A Messina oggi la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha confermato che la lotta alla mafia è una priorità assoluta. Il Ministro degli Interni Piantedosi insiste per la necessità di un'azione congiunta delle forze di polizia dei paesi dell'Unione. Francesco Tiolo. Un'azione congiunta, una legislazione univoca a livello europeo per contrastare una criminalità che è sempre più internazionale e che utilizza da tempo le criptovalute, la moneta virtuale che garantisce privacy e soprattutto anonimato. Per questo si parla di cybercriminalità e l'allarme è arrivato dal convegno organizzato a Messina all'Università sulla criminalità nazionale e transnazionale, al quale hanno preso parte anche la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, i procuratori distrettuali di Sicilia e Calabria ed i vertici delle agenzie investigative europee, i rappresentanti delle forze dell'ordine. Sono fenomeni di integrazione sempre più preoccupanti, anche perché si avvalgono in una misura massiva delle nuove tecnologie, ciò che comporta l'uso di tecniche di dissimulazione, di occultamento sempre più difficili da contrastare. Gli appetiti della criminalità sono tanti, dai fondi del PNRR a quelli per il futuro ponte sullo Stretto, ad esempio. Dove ci sono soldi, loro arrivano, e in questo momento il PNRR potrebbe diventare un bottino facile, potrebbe essere un danno così grande da far tornare indietro di 30 anni la lotta alle mafie. Dagli atti del convegno arriverà un testo da presentare in Europarlamento per rivisitare quindi la normativa del 2008 considerata troppo vecchia rispetto alla corsa alla tecnologia della criminalità. Le leggi italiane, quello che ha vissuto questo paese, ci ha imparato molto, ci ha insegnato molto e su questo noi facciamo delle leggi per tutta l'Europa. È per questo che voglio prendere con me delle storie, delle vite che sono perse, ma anche della lotta contro il male, perché nell'Europa non abbiamo posto di accettare la criminalità transnazionale e faremo tutto per abbatterla. Palermo, potrebbe esserci una villetta contesa all'origine dell'omicidio del magazziniere Stefano Gaglio.
A ucciderlo il cognato 62enne, probabilmente animato da gelosia per la casa che il suocero aveva donato alla figlia, moglie di Gaglio. Ma per il difensore dell'assassino in realtà non c'è movente. Il servizio è di Marco Gullà. Liti, battibecchi accesi, vecchie scorie, ma soprattutto una villetta con Saccarini. Potrebbe essere questo il movente che ha portato Giuseppe Cangemi a sparare e uccidere il cognato Stefano Gaglio ieri a Palermo. È una delle ipotesi investigative per fare luce sul delitto avvenuto davanti questa farmacia dove Gaglio lavorava come magazziniere. Dopo un lungo interrogatorio alla squadra mobile di Palermo, Cangemi, 62 anni, è in stato di fermo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia e di altri esercizi commerciali lo inchioderebbero. Cangemi, inoltre, avrebbe ammesso di avere sparato, consegnando anche la pistola. Tutto sarebbe nato per un vilino a Carini che il suocero avrebbe donato alla figlia, ovvero la moglie di Gaglio. Una decisione che avrebbe provocato malumori e liti tra i due cognati, visto che Cangemi ambiva la villetta. Quindi la furia omicida, 4 colpi di pistola sparati alle spalle del cognato. La farmacia dove lavorava Gaglio è rimasta aperta, nessuno vuole parlare. C'è ancora incredulità per quanto accaduto. Siamo ancora sotto shock, ci racconta il portiere di questo stabile vicino proprio alla farmacia Sacro Cuore. Ci vedevamo sempre e mai un ragazzo che usciva fuori o era nervoso, era sempre educatissimo, è quello che l'ho conosciuto io da tantissimi anni. Morire così è veramente, qualsiasi cosa ci sia stata anche in famiglia, dico, si discute, si parla, dico, non ci sono veramente parole. Lo conosco da cliente, dai, venendo in farmacia giustamente quel po' che insomma mi poteva aiutare è sempre disponibilissimo. Poi quelle poche volte che veniva in tabaccheria sempre gentile, cordiale, come siamo noi. Per me è una persona squisita, non posso aggiungere altro. E questo ennesimo episodio di sangue a Palermo rilancia l'allarme sulla circolazione facile, troppo facile, delle armi in città, anche perché dopo la strage di Monreale del maggio scorso, da allora non è cambiato nulla. Manlio Viola. Non solo violenza di strada che dilaga ormai in tutte le grandi città. A Palermo c'è un allarme che riguarda anche la circolazione sempre più semplice di armi clandestine. Un allarme del quale si parla nelle parrocchie di frontiera, fra i volontari delle associazioni nei quartieri più difficili, ma che non riguarda soltanto le periferie. Oltre ai coltelli che ormai almeno metà dei frequentatori della Movida portano in tasca come un qualsiasi accessorio, è sempre più facile procurarsi anche armi da fuoco clandestine. L'allarme che tutti condividono ma che nessuno vuole esprimere mettendoci la faccia è partito già da mesi, da quando la lite fra ragazzi problematici di Monreale si trasformò in strage proprio perché comparvero 2 pistole in quella che diversamente poteva restare una rissa fra monrealesi e palermitani con qualche contuso. Ma da allora nulla è cambiato. Ci sono gruppi Instagram dove si possono trovare vere e proprie vetrine di armi di ogni tipo. In passato si poteva ordinare anche con un messaggio in direct, ma da quando la cosa è venuta a galla bisogna essere poi invitati in un gruppo Telegram per ordinare. Ma la procedura resta comunque semplice, chiunque può avere un'arma clandestina senza che nessuno gli chieda nulla. Sono finiti i tempi degli arsenali di mafia, ora tutto è a disposizione di chiunque e questo rende sempre più sanguinari i conflitti di strada, quelli familiari come sembra essere successo ieri con l'omicidio di Piazza Principe di Camporeale, e persino i conflitti di vicinato, condominiali, per non parlare della mala movida o delle semplici liti legate alla circolazione stradale. A Carini è stato un diverbio tra vicini di casa per la musica troppo alta a trasformarsi in un incubo con un ragazzo, come sapete, accoltellato. 10 persone sono state denunciate per rissa aggravata. Al nostro TG la testimonianza della madre del ferito raccolta da Lorena Dolci. Sono felice che io ho mio figlio, anche se naturalmente traumatizzato dalla situazione, spaventato, anche se ha questi punti addosso, anche se è pieno di dolori e la notte non dorme, anche se tutto quello che possiamo dire, sono felice che oggi lo sto raccontando. Dall'ospedale in cui è ricoverato il figlio di 22 anni, Mary Giammona racconta quella domenica da incubo. Da giornalista di Teleiato mai avrebbe pensato di essere lei e la sua famiglia al centro di un fatto di cronaca. Il figlio accoltellato al braccio e al torace, il marito picchiato, al culmine di una rissa con un gruppo di palermitani che avevano affittato una villetta per l'estate a Carini.
un karaoke, canzoni neomelodiche e tutto quanto, praticamente una sola richiesta appunto di spostare la cassa dal mio muro di cinta e metterla più in dentro in maniera tale che loro la sentivano meglio e non la sentivo io. Praticamente è scaturita una inutile rissa che si poteva tranquillamente evitare e mio figlio è stato accoltellato. In un post su Facebook Mary scriveva: ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio. Oggi quella famiglia, 10 persone tra i 19 e i 61 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata, ma sono ancora nella villetta lì accanto. Sinceramente è preoccupato perché se sono stati in grado di fare questo, cosa sono in grado di fare. Però noi abbiamo fiducia alla giustizia e quindi non ci vogliamo pensare. Ancora migranti morti nel Mediterraneo. Il corpo di una giovane rifugiata arriva senza vita a Lampedusa su un barchino e i superstiti riferiscono che era caduta in mare e che un'altra donna è stata inghiottita dalle onde senza che il corpo si sia potuto ritrovare. Emanuela Corsi. Aveva circa 20 anni, la migrante giunta cadavere ieri pomeriggio a Lampedusa. È morta annegata. La conferma è arrivata dall'ispezione cadaverica fatta al cimitero di Calapisana. Il suo corpo era nel barchino che la motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso e sul quale viaggiavano 63 ivoriani, gambiani, guineani, malesi, senegalesi e sudanesi, partiti da Sfax, in Tunisia. La giovane sarebbe caduta in mare, ma nonostante i compagni di viaggio l'abbiano ripresa, non ce l'ha fatta. Le onde hanno inghiottito un'altra donna, dicono i sopravvissuti, tra i quali c'erano 3 minori. Intanto sull'isola è stata un'altra notte di sbarchi. Nelle ultime ore sono arrivati complessivamente 149 migranti dopo il soccorso di 4 imbarcazioni. Tutti sono stati portati all'hotspot, dove al momento e dopo gli 11 approdi di ieri ci sono 650 ospiti. Pianificato il trasferimento di 301 migranti a Porto Empedocle. Il comune dell'Agrigentino intanto è stato assegnato come porto sicuro alla ONG Luis Michel. L'imbarcazione ha a bordo 26 migranti, tra cui una donna incinta, salvati nel Mediterraneo. L'arrivo è previsto per il pomeriggio. Incidente mortale questa mattina alle 6 sulla statale Partinico-Alcamo. A perdere la vita un imprenditore agricolo di 61 anni, Francesco Dioguardi, che come vedete si trovava a bordo del suo trattore ormai capovolto quando è avvenuto lo scontro violentissimo con questa automobile di piccola cilindrata durante una manovra di sorpasso non lontana dallo svincolo. Secondo una prima ricostruzione, l'auto e il trattore stavano percorrendo la strada nella stessa direzione quando l'automobilista avrebbe tentato un sorpasso azzardato, causando lo scontro costato la vita all'imprenditore. A Catania si è dimesso da direttore sanitario dell'ASP Giuseppe Reina, già sospeso per un anno dall'incarico perché è indagato per violenza sessuale secondo l'accusa. Reina, quando era primario di un reparto nell'ospedale di Paternò, secondo l'accusa, teneva comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile e della struttura, forte del suo ruolo gerarchico anche durante i turni di lavoro. La procura etnea aveva chiesto al GIP il carcere per l'indagato, ma il giudice ha ritenuto sufficiente la sospensione di 12 mesi. La procura però insiste e con l'aggiunto Sebastiano Ardita, che coordina l'area fasce deboli, ha depositato appello contro la decisione al Tribunale della Libertà. Davanti al GUP di Catania, prima udienza dell'operazione Mercurio, nella quale è coinvolto anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione. Orazio Longo. Si è svolta davanti al GUP di Catania la prima udienza dell'operazione Mercurio, nella quale è coinvolto anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione, assieme ad altri 25, su cui pende la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal pubblico ministero Raffaella Vinciguerra. Le accuse mosse dalla procura sono quelle di voto di scambio politico-mafioso. Tra coloro nei confronti dei quali è stato richiesto il rinvio a giudizio c'è anche il pentito Rosario Bucolo. Ancora da capire quali effetti porteranno, se li porteranno, le sue dichiarazioni al processo. Nel corso dell'udienza il giudice
giudice ha preso atto della regolarità delle notifiche e ha esaminato le richieste di costituzione di parte civile presentate dai comuni di Catania, Ramacca e Misterbianco, dalla Regione Siciliana e dal Ministero dell'Interno. Un fascicolo imponente, quello messo sul tavolo dai PM, che lo scorso febbraio avevano ottenuto l'arresto, poi diventati domiciliari, del deputato regionale. Pagine in cui, oltre a nomi e contestazioni, vengono elencati i numeri identificativi dei brogliacci delle intercettazioni, cuore pulsante dell'intera operazione giudiziaria. Il deputato regionale eletto all'Arsa nel 2022, dove ha ricoperto anche la carica di componente della commissione antimafia, già durante l'interrogatorio di garanzia aveva respinto le accuse, dichiarandosi estraneo a qualsiasi legame con la criminalità organizzata. La prossima udienza è stata fissata per il 7 ottobre, data in cui verranno discusse le ammissioni delle parti civili e la scelta dei riti processuali. Oggi sciopero nazionale di lavoratori e lavoratrici precari della giustizia, quelli finanziati con i fondi del PNRR. Sono 12.000 in tutta Italia e tra alcuni mesi il loro contratto a termine scadrà e non potrà essere rinnovato. A Catania si è tenuto un sit-in sotto la sede della prefettura. Simona Mazzone. Un esercito di 12.000 lavoratori su tessuto nazionale. Solo a Catania città sono 600, tra funzionari ufficio del processo, tecnici di amministrazione e operatori data entry. Nella giornata dello sciopero generale, i precari del PNRR hanno consegnato alle prefetture d'Italia un documento indirizzato al governo. Tribunali, corti d'appello e uffici giudiziari schiacciati da gravi carenze di organico con carichi di lavoro ingestibili. La fine del loro servizio, iniziato nel febbraio di 3 anni fa, è prevista per giugno del 2026, dopo alcune proroghe di gran parte dei lavoratori precari. Ma come si è arrivati a questo punto? Non c'è la copertura dei fondi sufficiente per poter stabilizzare 12.000 precari a livello nazionale. E come funzionerà il Tribunale dopo giugno 2026? Funzionerà con i dipendenti a tempo indeterminato ormai diciamo prossimi alla pensione e i tribunali non funzioneranno, si comincerà un'altra volta a riaccumulare l'arretrato e non ci sarà più nessuno che lo smaltisce. Su 12.000 lavoratori potrebbe aprirsi uno spiraglio per la metà, i 6.000 vincitori del concorso interno, che però potranno essere trasferiti in una sede diversa rispetto a dove sono stati già formati. Con il progetto PNRR noi siamo stati assunti soprattutto per abbattere l'arretrato della giustizia e che ovviamente i dati alla mano del Ministero riportano che effettivamente il nostro lavoro l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto anche bene e dopo questo verremo buttati fuori. Ancora lavoro, a Catania confermato il piano dell'STM da 5 miliardi, sarà il polo europeo del carburo di silicio. È quanto emerso da un incontro con il ministro Urso, che ha assicurato non ci sarà nessun taglio del personale. Simona Mazzone ancora. Confermato il maxi investimento da 5 miliardi su Catania, parola del ministro delle imprese Urso che ha presieduto il tavolo su ST Microelectronics con la partecipazione del ministro dell'economia Giorgetti, rappresentanti dell'azienda, sindacati e regioni Sicilia e Lombardia, per le quali confermato nessun esubero di personale. Per i sindacati un risultato positivo, ma occorrono certezze per il futuro, un nuovo piano industriale che assicuri sviluppo e occupazione fino al 2032. Ospite a Buongiorno Sicilia per l'UGL, Angelo Mazzeo ha parlato dell'incontro a Roma. Poter fruire, poter beneficiare di nuove risorse che può mettere a disposizione la Comunità Europea vuol dire creare comunque ulteriore sviluppo, creare ulteriore occupazione e soprattutto rinsaldare e stabilizzare tutta la situazione infatti che fino a poche ore fa è stata un po' più vacillante. Per Catania Urso ha ribadito che l'impianto diventerà polo europeo del carburo di silicio, tecnologia chiave per transizione energetica e mobilità elettrica. Si tratta del più grande investimento autorizzato dalla Commissione europea nella microelettronica, dal valore di 5 miliardi di euro fino al 2037, con agevolazioni pubbliche superiori ai 2 miliardi. I sindacati al termine del tavolo romano hanno chiesto ulteriori incontri, sottolineando di attendere risposte chiare e trasparenti sui singoli impianti, ribadendo l'importanza e il valore aggiunto del sito catanese, dove la produzione parte da ogni singolo componente prima di essere assemblato. Musica adesso ad Agrigento, al Teatro dell'Efebo, successo per il concerto Colonne Sinfoniche, che ha unito orchestra, coro e pubblico in uno spettacolo coinvolgente. Davide Sardo.
Grande musica, grandi emozioni, grandi applausi. Il Teatro dell'Efebo ha vibrato con il concerto Colonne Sinfoniche 2025. Sul palco la grande orchestra filarmonica Demetra, il coro polifonico Free Melody e le voci bianche Diade diretti dal maestro Antonio Cusumano. Dalle note immortali di C'era una volta il West e Mission alla magia della suite de Il Re Leone, ogni brano ha trascinato il pubblico in un viaggio emozionante tra le colonne sonore più amate di sempre. Torniamo con grande piacere anche perché questa sera abbiamo 6 brani nuovi, quindi per la prima volta verranno eseguiti qui in questo teatro. Il progetto nasce sempre come colonne sonore e colonne sinfoniche proprio legate a bellissimi film che hanno lasciato un'impronta particolare proprio nel campo della cinematografia. 500 spettatori hanno applaudito a lungo, emozionati, fino al gran finale con il Mio canto libero, cantato insieme da orchestra, coro e pubblico. Un momento di autentica condivisione e gioia musicale. Una serata che ha confermato la Filarmonica Demetra come cuore pulsante della musica d'Agrigento, capace di regalare emozioni profonde e indimenticabili. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il Palermo che pensa alla vetta in solitaria per una notte e il Catania con il Sorrento nel mirino per il riscatto. State con noi, vi aspetto. Calcio, Palermo al lavoro per la partita di venerdì sera al Barbera contro il Bari, rosanero che per una notte, con un risultato positivo, potrebbero rimanere soli in vetta. Marco Gullà. La vittoria sul campo del Sud-Tirol ha permesso al Palermo di rimanere agganciato alla vetta della classifica. Una prestazione positiva, concreta, pragmatica. La formazione di Inzaghi adesso lavora per il prossimo step, ovvero l'anticipo di venerdì sera al Barbera contro il Bari. Un'occasione ghiotta, il Palermo per una notte può rimanere solo saldamente al comando e spera ancora nei gol di Poyampalo, bomber indiscusso già a quota 3 reti in campionato. Per me è molto importante di continuità. Momentaneo 3 partite, 7 punti, questa bella, ma come arrivo a casa contro Bari solo 3 punti, che per me è importante. Il club rosanero intanto nei prossimi giorni dovrebbe perfezionare l'accordo con il difensore Beresischi. L'ok con il giocatore è stato raggiunto da settimane e si attendono solo gli ultimi passaggi per ottenere il via libera definitivo alla conclusione dell'operazione. Calcio, sabato prossimo il Catania tornerà al Massimino contro il Sorrento per riscattare la sconfitta di Cosenza. 4 gli infortunati nell'infermeria rossazzurra. Sergio Colosi. Il rilancio in 3 mosse per mettersi alle spalle il peggior Catania d'inizio stagione. Troppo brutto per essere vero, lontano parente di quella macchina perfetta che nelle prime 3 giornate aveva sempre vinto, realizzando 11 reti con Dini imbattuto. A Cosenza è cambiato tutto, squadra lenta e impacciata, poco aggressiva, messa sotto costante pressione da un avversario più determinato. Sabato pomeriggio al Massimino arriva il Sorrento, mercoledì prossimo nel primo turno infrasettimanale derby notturno a Trapani e domenica 28 trasferta a Cerignola. 3 appuntamenti per ritrovare il vero Catania, quello delle prime 3 giornate. La sconfitta di Cosenza è stata esaminata da Toscano, il ritorno in campo part-time del capitano Francesco Di Tacchio e l'inserimento di Gabriel Lunetta, terzo gol dalla panchina e più di un'alternativa, sono le poche note liete di giornata. L'adattamento di Gimenez interno di centrocampo, già provato in passato, continua a non funzionare, ma sabato contro il Sorrento, sconfitto in 3 delle prime 4 gare di campionato, tornerà disponibile Guaini che ha scontato i 4 turni di squalifica. Sotto osservazione in infermeria Lo, il cui recupero contro i campani è improbabile, come quello di Caturano, tempi maggiori per Rolfini e ancora di più per Martic. Questo Catania però ha uomini e panchina per fronteggiare l'emergenza degli infortuni muscolari, che però devono essere attenzionati, e dimostrare che Cosenza è stato un passaggio negativo come Crotone in Coppa Italia. Serve uno spirito di squadra diverso e un'atmosfera che soltanto il Massimino potrà creare.
E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.